termine Maginot, ragazzi. Quindi, allora, da dove viene sifilide? Da un medico veronese, Gerolamo Fracastoro, ed è il nome che viene fuori da un poema che lui ha scritto nel 1521, ma che viene pubblicato nel 1530. E qua ha fatto un altro anacronismo, come sapete quei registi che ti mostrano, che ne so, la Carmen ambientata sulla luna, ecco, ho fatto anch'io un anacronismo perché nel mio piccolo mi considero un artista e ho aggiornato il personaggio di Gerolamo Fracastoro che si chiamava Sifilo, guardate come ve l'ho aggiornato. Vedete, Sifilo, bellissimo, si vantava di avere avuto più donne del dio Apollo. L'immagine non rende tanto, ma ci ho lavorato parecchio. Allora, più donne del dio Apollo. Apollo si arrabbia, sapete che era Apollo che scatenava, secondo la mitologia classica, era Apollo che scatenava le epidemie, scagliando le sue frecce, faceva dilagare il male, la peste, e questo rispecchiava l'idea che il male nascesse dall'aria o venisse dalle stelle, che quindi scendesse dall'alto come le frecce del dio Apollo. Inventa per vendicarsi di Sifilo una malattia nuova, gli scaglia le frecce e il Ghetacca, quea che si chiamerà proprio da Sifilo, si chiamerà sifilide ed è contagiosissima per cui Sifilo contagia tutti i suoi concittadini che insomma sono piuttosto seccati e dicono ma senti tu fai lo smargiasso con tutte le tue donne di cui ti vanti e adesso paghiamo anche noi le conseguenze, sarà meglio che tu ti penta. E allora Sifilo viene obbligato a chiedere scusa al dio Apollo e con l'aiuto di Minerva che lo immerge nei bagni di Mercurio, guardate come che ve l'ho fatta dentro nel Mercurio, riesce a guarire. Questo è il poema di Fracastoro, il suo personaggio Sifilo divenne talmente conosciuto che la malattia si chiamò sifilide, ma anche male gallico, che è come dire mal francese, vero Fioi, ecco, o lue. I medici, al divampare di questa malattia, si chiedevano da dove venisse questa terribile, contagiosissima e mortale malattia e dicevano ma vuoi vedere che l'hanno portata gli spagnoli dall'America? I soldati spagnoli che hanno accompagnato Cristoforo Colombo l'hanno portata dall'America, era meglio che il portesse peperoni, patate, fasioi, ciò no, la portà questa qua, oppure che fosse nata da una prostituta che aveva la vagina infetta, o l'altra interpretazione che soprattutto Saturno, le congiunzioni astrali avessero provocato la nascita di questa nuova malattia. Poi 1905 si scoprirà tutto quanto e sapete che adesso la certezza quasi è che in realtà la sifilide era già qua, ma era latente, se ne sono trovate tracce nelle mummie egizie, figuratevi, che fosse appunto di origine afro-orientale. Quando arriva la sifilide, quando scoppia? Con la guerra del gesso, forse ve la ricordate, è la famosa guerra che porta il re di Francia Carlo VIII a calare in Italia, nessuno riesce a fermarlo, la nostra Italia del Rinascimento politicamente e militarmente era debolissima, vuole andare a Napoli a prendersi la corona di Napoli, nessuno lo ferma e Papa Alessandro VI dice sì, la guerra del gesso. L'unica fatica che hanno fatto è stato segnare le porte di dove volevano fermarsi a passare la notte con una croce tracciata col gesso. Altri dicono sì, guerra del gesso perché l'unica fatica è stata tracciare il percorso sulla carta con il gesso. Nessuno lo ha ostacolato. Arrivano a Napoli e lì nella promiscuità con soldati spagnoli eccetera si becca la sifilide il re stesso, guardate che fassota che l'aveva, che bel ritratto, questo è Carlo VIII, se la prendono i suoi soldati, tornano in Francia, contagiano le mogli, le donne e scoppia un'epidemia terribile. Ecco perché i francesi l'hanno chiamata il mal di Napoli, perché l'hanno contratta a Napoli.